Bene ragazzi, rieccoci qui su The Last of Us Remastered su PS4. Allora vi avevo lasciato qui con Ellie che aveva visto un bel cervo, che non so dove sia. Eccolo lì. Eccolo là. Allora guardiamo anche un attimo in giro se c'è qualcosa. Vabbè, non abbiamo niente, con noi non abbiamo nulla. Molto bene, diciamo molto bene, ma non è proprio il massimo. Dove stiamo andando non lo so, perché non lo so. Allora, continuiamo. Devo fare più piano. Almeno sappiamo dove sta andando. Merda, mi ha sentito. Dove sei? Non lo vedo. Dove sei che non ti vedo? Dove sei? Vieni fuori, dai.
Dov'è quel pezzo di carne con le gambe? No, qua non si può andare. E continuiamo a girare finché non lo troviamo. Vediamo se è qui dietro da qualche parte. Eccolo là. Fermo lì. Piano, piano. Che brutto tiro. Eravamo anche un po' distantini, sai. Devo avvicinarmi di più allora. E adesso dove è andato? Eccolo là. Piano, piano. Un passetto alla volta. Preso. Corriamo fino a qui e dopo basta seguire il sangue. Cazzo, è veloce. Se andiamo avanti così ci mettiamo mezza giornata, ma Eccolo lì. Oh, cavolo. due, forse devo centrarlo 3 volte probabilmente. Non me lo segna, no?
Deve essere di dietro comunque. Sangue. Come fai a essere ancora vivo? Effettivamente ha perso un ettolitro di sangue, cioè. Che posto è questo? Oh, grandioso. Va tutto bene. Questo posto non è affatto inquietante. Ah, eccolo. 2 volte allora. Allora. Chi è là? Uscite! Ehi là, vogliamo solo parlare. Se ti muovi te ne infilo una dritta in mezzo agli occhi. Idem per il ragazzino. Che cosa volete? Mi chiamo David e questo è il mio amico James. C'è un gruppo più grande, con donne e bambini, tutti molto molto affamati. Anch'io. Donne e bambini, tutti molto affamati. Beh, potremmo fare uno scambio per un po' di carne. Che vi serve? Armi, munizioni, vestiti. Medicine. Avete degli antibiotici? Ne abbiamo. All'accampamento. Se vuoi puoi seguirci. Non vi seguo da nessuna parte. Il ragazzino va a prenderli. Torna con ciò che mi serve. E il cervo è tutto vostro. Se arriva qualcun altro. Me ne infili una dritta in mezzo agli occhi. Perspicace. 2 boccette di penicillina e una siringa. Sbrigati. Vai, su. Quel fucile lo prendo io. Certo. Indietro. Ci metterà un po'. Ti spiace se ci ripariamo dal freddo? Porta anche quello. Un bel pezzo di carne, niente da dire. Ecco. Sai, non dovresti andare in giro da sola. Non amo la compagnia. Capisco.
Come ti chiami? Perché? Senti, so bene che non è facile fidarsi di due sconosciuti. Chiunque sia il ferito, si vede che ci tieni. Sono certo che andrà tutto bene. Vedremo. Avevi un'altra pistola? Mi spiace. Ok, ora potrai riavere il fucile. No, hai la pistola. Spero tu sappia come usarlo. Ho fatto un po' di pratica. Dobbiamo tenerli fuori a ogni costo. Speriamo che non lo trovino. Copri le finestre. Ok. Un medi, molto bene. Non devi sprecare colpi, ma... Ci sono dietro di te. A sinistra. Non stavi scherzando. Spari meglio di me con quel coso. Aiutami con questo. Avanti, avanti. A destra. Non lasciarli entrare dalle finestre. No, farò. Colpa mia. Allora. Qui non c'è niente. Oddio, ce ne sono un sacco. Vengono verso di noi. Già, li vedo. All'interno. Non l'ho visto, mi è arrivato alle spalle. Qui non c'è niente. Oddio, ce ne sono un sacco. Vengono verso di noi. Già, li vedo. Infetti all'inizio. Ecco, altre munizioni. No, devo trovare un'altra soluzione. Qui non c'è niente. Oddio, sono un sacco. Vengono verso di noi. Già, li vedo. Sono No! No! Brava ragazzina.
Qui non c'è niente. Ora fanno questo bel lavoro le frecce. Sono un sacco, vengono verso di noi. Già, li vedo! Sono dentro. Mi serve il tuo aiuto! Così, ragazzini. No, poi dovevo utilizzare il fucile. Qui non c'è niente. Sono un sacco, vengono verso di noi. Già, li vedo! Aiuto! Grazie. Fanculo, usciamo da questa stanza. Ok, piccola, di qua. Forza, ti blocco il passaggio. Copri le scale. Sì, di qua. Ok. Dove vai? Non ho mai messo piede. Grandioso. Via libera. Di qua. Ti seguo. Come stai? Non preoccuparti per me. Magari c'era qualcosa qua in giro da prendere. Non lo vedo. Andiamo su per di qui. E Ok, resta vicina e guarda dove cammina. Ehi piccola, stai bene? Sto bene. Altri clicker. Usciamo da qui! comunque abbiamo capito che le frecce vanno da Dio. Le frecce vanno bene, non fanno rumore.
Dobbiamo andare su per di qui. C'è una scala, vediamo. Stai bene? Eccoti! Forza, la porta è di qua. Aspetta che raccogliamo un po' di roba. Per un tempo. Dobbiamo arrivare lassù. Là, quella scala fa il caso nostro. Vabbè. Qui, aiutami a salire. Ok, pronta. Occhio. Ok, fai in fretta e stai attenta a quei mostri. Lo so! A parole, sto attenta. Sì, tutto ok. Duri a morire. Ma potevo farlo anche meglio, Ecco Cioè, potevo risparmiare quei 2 colpi di pistola. 4 anzi. Da questa parte. Forza piccola. Qua c'è una bella parte che è anche un po' rognosetta. Faccio questa parte qui e poi mi fermo. Diavolo. Sembra che qualcuno li abbia già sfidati e abbia perso. Ah, cielo. Li stavo cercando questi ragazzi. Non importa, tu prendigli l'equipaggiamento. Io cerco un'uscita. Vedi niente? Piccolo cieco, per cosa usavano questi edifici? Quindi che facciamo? Difendiamo la zona. Ci sono altre opzioni? Morire. No. Preparati. Non mi ricordo da dove arrivano. Sentito? Sono sul tetto! Lo so. Andiamo bene, piccola.
A me non sembra. Eccone altri! Ma quanti ce ne sono? Non ne ho idea. Non fermarti. Fatto da bestie. Ho sempre avuto problemi a fare questa parte qui, sempre. Non so mai come mettermi. Lasciami! Aiuto! Ce la faranno i nostri eroi? Non credo. Dove è arrivato? Ma dove è arrivato? Non l'ho visto? Dietro di te! No. Va bene, con calma. Non ce la faccio curarmi. No. Stavo per sparare. Mi serve il tuo aiuto! Arrivo. Grazie, piccolo. Dai, vieni giù. Sprecato un colpo.
di lì, quei grossi... quello lì è grosso. Non mi prenderai! No! Arrivo. Abbiamo il bestione qui finale e poi mi fermo. No, mi fa rifare tutto sto pezzo qua. Mi piace quel suono. È un bloater! Un cosa? Uno di quei grossi rottinculo! Non mi prenderai! No! Dove sei? Dove sei? Ragazzini, Sì? dai, l'abbiamo fatta. Già uccisi tutti. Insomma, già uccisi tutti. Più che delusa o sorpresa. Controllo il ponte. Ascolta, Niente infetti. niente infetti. Che ti dicevo? Bene, torniamo indietro e controlliamo il cervo. Te la sei cavata piuttosto bene là fuori. Direi che siamo un'ottima squadra. È solo fortuna. Fortuna? No. Questa non è fortuna. No, sai, credo che tutto accada per un motivo. Certo. Davvero. E posso dimostrartelo. Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Ne sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. No, non agitarti. Non è colpa tua. Sei una ragazzina. James, giù la pistola.
Col cazzo, David. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Dalle le medicine. Sai che agli altri non piacerà. Sì, ma non è un problema tuo. Levati dalle palle. Non sopravviverai a lungo. Io posso proteggerti. No, grazie. Ci sta andando la calcio, insomma. Andiamo via da qui. Forza! Dai. Ok. Joel, È ancora vivo, bene. non sono riuscita a prendere molto cibo. Ma ho preso questa. Sposta il braccio. Bella cucitura. Speriamo. Scusa. Ecco. Fatto. Ce la farai. Oh, rogne. Fanculo. Mi hanno seguita. Li porterò lontano da qui. Ti verrò a prendere. Ehi, l'ho presa! Scendi da quel cazzo! Ti sparale! Ma David ha detto merda! David, spara! Facciamo questo pezzettino. Non farla passare. Che diavolo vogliono da lui? Scendi da quel fottuto cavallo! Cavallo preso, muoversi! Questi vogliono proprio... Che diavolo vogliono? Spara il cavallo! Aia, mi hanno ammazzato il puledro.
Oh, merda. Bene ragazzi, io mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere. Vi ringrazio per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.